Benvenuti amici sportivi da Jacopo Segalotto e benvenuti soprattutto per questa settima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone A, la 36esima giornata, perché sapete che da calendario i turni infrasettimanali hanno una numerazione a sé stante, alquanto particolare. Questa sera a sfidarsi Albignasego e Clivense. Infatti siamo in diretta dal Vignasego, dallo stadio Montagna, lo stadio comunale qui in provincia di Padova, e dietro di me stanno per entrare, tra poco li vedremo, anche i ragazzini del settore giovanile dell'Albignasego, con praticamente le squadre dagli anni 2017 a 2012 che sfileranno prima dell'inizio della partita con le bandiere dell'Albignasego e della Clivense, in questo momento così conviviale, e poi con tutto il settore giovanile, con tutti i ragazzini che assisteranno qua in tribuna alla partita. La temperatura è assai invernale, c'è abbastanza freddo, infatti tutti sulle tribune sono abbastanza bardati e le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi per finire di sistemarsi, di cambiarsi, pronti per iniziare. L'orario di inizio è alle 18:30 in questa settima giornata di ritorno, che ha visto già sfidarsi questo pomeriggio. In particolare teniamo sott'occhio, naturalmente, per quello che ci riguarda, l'Ambrosiana, che ha vinto per 2-1. Invece comunque il pareggio fra Bassano e anche il pareggio dell'Academy Plateula contro la Rocca Altavilla, quindi diciamo 2 risultati su 3 comunque positivi. Ciò non toglie però che naturalmente bisogna vincere qui, bisogna che la Clivense porti a casa quest'oggi 3 punti per mantenere la vetta del girone, contando anche comunque i rispettivi turni da recuperare per le altre squadre, quindi sicuramente l'importante è oggi. Allora, prima di andare in cabina di commento, vi lasciamo alle interviste registrate nel prepartita al mister dell'Albignasego Antonelli, e poi a Fabrucci, il difensore del terzino della Clivense, infortunato, ma che comunque ci può dare un suo punto di vista su come sta la squadra. In compagnia di Antonelli Vito, il mister dell'Albignasego. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, siamo alla vigilia di questa settima partita del ritorno. Diciamo che sicuramente voi vi augurate di fare, una partita meglio di come è andata all'andata, con un risultato rotondo, anche se comunque da allora forse la squadra, anche abbiamo visto nel mercato con un po' di acquisti, si è poi risollevata. Sì, diciamo che la partita dell'andata è stata una partita molto strana, in cui avevamo fatto un gran bel primo tempo, ho finito 1-0 per la Clivense, e poi il secondo tempo è successo di tutto, e quindi non è neanche una partita raccontabile. Per il resto del campionato abbiamo sempre fatto abbastanza bene, siamo stati abbastanza lineari, no? Qualche caduta, ma poi dopo ci siamo sempre ripresi, abbiamo fatto un buon percorso finora. A dicembre sì, abbiamo preso di buoni acquisti, anche se sono andate via delle persone che erano comunque importanti per noi, quindi diciamo che la squadra si è bilanciata sotto quell'aspetto là. E niente, oggi abbiamo una partita difficile, lo sappiamo, perché giochiamo contro una delle squadre onestamente più forti del campionato, con tanti giocatori secondo me di categoria superiore, di esperienza, però insomma noi siamo pronti a vendere cara la pelle, ecco. E poi, come sta dimostrando questo campionato, alla fine non c'è una vera regina, no, di questo girone, perché succede che una volta inciampa una volta inciampa l'altra, quindi alla fine ogni avversario, non dico che comunque sia come la Clivense, ma quasi, perché ogni squadra dà la vita proprio sul campo. Sì, no, è un campionato molto equilibrato, poi lì davanti insomma è anche bello che si stanno un po' alternando, qualcuna fa bene, poi cade, poi si rialza, e quindi è molto equilibrato, ma è molto equilibrato un po' in tutta la classifica, perché comunque i playout sono vicini, i playoff sono lì, è un campionato tosto, ma il campionato d'eccellenza è un campionato difficile. Poi è quest'anno che sono aumentate le squadre rispetto all'anno scorso, secondo me è diventato molto competitivo, ci sono tante squadre di blasone, Clivense, Bassano, Ambrosiana, insomma squadre importanti, non voglio dimenticare il Vigasio che sta facendo benissimo. Comunque siete davanti in campionato, no? Sì, noi abbiamo fatto meglio delle aspettative, però io, come cerco di trasmettere all'ambiente, restiamo sempre coi piedi per terra, perché nel calcio veramente ci sono ostacoli tutte le domeniche difficili, e bisogna raggiungere l'obiettivo, che è poi quello della salvezza per noi, il prima possibile, e poi vedere di finire in bellezza. Però
come ho sempre detto, gli obiettivi quando non sono raggiunti non sono raggiunti, anche se comunque ci sono, insomma, al momento è una buona classifica, ma le cose cambiano in fretta nel calcio e questo, insomma, sono giovane ma per esperienza lo so bene. Va bene, allora non resta che augurare buona partita. Grazie, buona partita a tutti, grazie. Siamo qui con Fabrucci che purtroppo non è della partita come nell'ultimo periodo, appunto caso infortunio, giusto? Come stai? No, mi sto riprendendo da alcune 2 o 3 settimane di stop. Questa settimana ho incominciato a fare qualcosa a parte, piano piano sto recuperando un po' la forma. Sai, ci vuole calma, senza forzare, evitare di rifarsi male per la fretta e di tornare in gruppo. Che tipo di infortunio è stato? Una piccola lesioncina all'adduttore destro, quindi un po' noiosa, capito? Però con calma, te l'ho detto, si torna senza fretta. Com'è stare fuori, non poter dare una mano ai compagni, contribuire sul campo? Poi sei sempre con la squadra, sugli spalti a incitare, però certamente è diverso. Ci patisci perché vorresti stare con loro, a, tra virgolette, combattere, a dare una mano. Non puoi, sei limitato, però cerchi magari di essere presente in spogliatoio, sempre in trasferta, in casa, perché comunque sia è giusto fare gruppo, essere sempre uniti anche nel caso che sei infortunato. Non è la stessa cosa ovviamente, però faccio quello che posso, tra virgolette, da fuori. Tu sei arrivato dopo nel mercato invernale, quindi non eri qui quando all'andata abbiamo affrontato appunto l'Albignasio che finì 6-0 per la Clivense. Però certo comunque poi come insegna il calcio ogni partita inizia dallo 0-0, quindi non bisogna sottovalutare nessuno. Certo, sono tutte partite complicate come si sta vedendo, un campionato difficile, però bisogna affrontarle tutte al massimo perché non bisogna sottovalutare nessuno, è un campionato come ho detto difficile, bisogna essere consapevoli dei nostri mezzi, siamo una squadra forte, se giochiamo come sappiamo possiamo far bene ovunque. Quindi. I tuoi compagni sono belli carichi? Sì. In settimana c'è sempre un bel atteggiamento, allenamenti, una bella atmosfera, quindi non c'è problema su quello. Va bene, allora speriamo che sia una buona partita. Grazie. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici,
hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia, e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo, nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo, è il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Buonasera amici sportivi, benvenuti da Jacopo Segalotto in diretta da Albignasego per la 36esima giornata del campionato d'eccellenza Girone A, la settima di ritorno a sfidarsi quest'oggi Albignasego Calcio e FC Clivense, con le due squadre che stanno entrando ora in campo. Vedete anche i giocatori accompagnati in questa bella cornice da i giovani ragazzini del settore giovanile di casa dell'Albignasego, in particolare delle annate dal 2017 al 2012, ad accompagnare appunto le due squadre rispettivamente con la bandiera appunto vedete dell'Albignasego e della Clivense, questo bel momento così conviviale. Poi sulle tribune comunque tutto il settore giovanile dell'Albignasego a sostenere la propria squadra di casa e a vedersi questa, speriamo, bella partita, e speriamo soprattutto per la Clivense che arrivino punti importanti per continuare la propria marcia in classifica, che necessita sicuramente oggi di un risultato importante, dando anche un'occhiata a quelle che sono state gli anticipi o comunque le altre gare della giornata. Andiamo a vedere in particolare Schio e Castelnuovo, con il Schio che ha vinto per 1-0, poi quello che dobbiamo noi tenere più in considerazione, ovvero l'Ambrosiana che ha sorpassato l'Eurocassola, prossima avversaria domenica della Clivense, per 2-1. Poi il buon pareggio fra Pescantina e Bassano, con il Bassano appunto quindi frenato dalla Pescantina, che invece domenica scorsa aveva fermato a sua volta l'Ambrosiana, quindi sicuramente un alleato in questo momento per quanto riguarda la classifica. Poi l'altro pareggio importante fra la Rocca Altavilla e l'Academy Plateola, che anche diciamo l'Academy Plateola, altra forza di questo girone che piano piano a suono di risultati positivi si è insidiata nella corsa appunto alla vetta del girone. E poi il 3-0 del Vigasio, fresco vincitore della Coppa Italia Eccellenza contro il Garda, e poi la vittoria del Montorio in trasferta contro la Virtus Cornedo, per una classifica che vede al momento l'Ambrosiana avanti prima in classifica con 47 punti, il Plateola secondo con 46, e una partita praticamente in meno perché si è già fermata a riposare. Ora però aspettiamo il fischio d'inizio, poi riprendiamo. Ed è partita Albignasego Clivense per la 36esima giornata del campionato d'eccellenza. Quindi dicevamo appunto una classifica che in questo momento vede appunto l'Ambrosiana a quota 47, il Plateola a 46, poi Clivense e Bassano a 45, ma appunto sia l'Ambrosiana che il Bassano hanno già giocato come il Plateola, anche se appunto il Plateola però si è già fermato a riposare, no? Il proprio turno di riposo, quindi ipoteticamente è quella che sarebbe più avanti rispetto alle altre.
Ciò che conta però, come dicevamo anche nel pre-partita, è la partita di stasera, ovvero questa sfida tra Clivense e Albignasco, che all'andata vide un netto risultato in favore proprio della Clivense, un 6-0 rotondo, il risultato più largo, più grosso di questa stagione, anche se, come sentivamo nella prima partita dall'allenatore dell'Albignasco, primo tempo appunto finito 1-0 e dopo la cinquina nel secondo tempo che portò alla convincente vittoria della Clivense. Con Baleato che gestisce, il capitano di stasera, va da Dallara, cercare Florian, però probabilmente intercettato, allora Sissé andare in avanti, respinge la difesa di casa, Tobanelli di testa, rispedire all'indietro, rincorre pallone Fabris, qui il rimpallo, pallone che esce ora. Fabris comunque fra i più positivi del pareggio casalingo contro il Montorio anche quest'oggi, quindi dal primo minuto, che va da Sissé. Romano quest'oggi titolare lì in mezzo al campo, Fabris, pallone dentro, lontana però la difesa dell'Albignasco, Dallara in anticipo sull'attaccante, Baleato porta palla molto bene subito a imbeccare, a cercare Florian, respinta la palla. Sì, qui poi la palla che arriva al capitano di casa con numero 6 Mbida, che va dal portiere, il rinvio in avanti, aspettata di testa, allora arriva con l'11 Tiam che prova ad andare via a Tobanelli, palla però a favore della Clivense che andrà con la rimessa. In quel 6-0, risultato appunto dell'andata, andarono a segno Penazzi, proprio Dallara, Cibine con una doppietta, Florian e poi Inzerato. Florian è quello qui che finisce a terra, ma non c'è il fischio da parte del di gara, allora si prosegue. Fabris allunga la palla in rimessa, Florian che è rimasto a terra, un po' dolorante, non lo vedete negli schermi, e ne approfittiamo allora in questa pausa per andare a leggere le formazioni che ancora non vi avevamo raccontato, con l'Albignasco che si schiera con il porta numero 1 Bala, 2 Zanforlini, 3 Enrique, 4 Nacciaritti, 5 Cecconello, 6 Mbida, 7 Rossi, 8 Cecchele, 9 Cecconello, 10 Petrilli, 11 Tiam, a disposizione con il 12 dal Canton, 13 Scarin, 14 Maniero, 15 Moracci, 16 Tagliaro, 17 Boreggio, 18 Salvadori, 19 Pernicai e 20 Santi. Il mister che abbiamo sentito nelle prepartite, il signor Antonelli Vito. Partiamo qui, riparte la Clivense, poi andiamo a vedere anche la formazione di mister Allegretti. Polo, dopo questo primo pallone del match, allarga molto bene per Cibine, anche quest'oggi premiato con la titolarità. Cibine si accentra, Cibine porta palla, chiude tutto però qua il difensore dell'Albignasco, allora prova a uscire la squadra di casa, spara alla porta il numero 9 Cecconello. Romano chiude tutto però subito in avanti, chiude il capitano di casa, si è anticipato, ancora il capitano numero 6 Mbida. Allora indietreggia qui l'Albignasco con il proprio portiere che va al rinvio, e diamo anche il benvenuto a Luca Bartolomei che mi ha raggiunto qui in cabina di commento. Buonasera a tutti. Da 1 a tanto, quanto freddo c'è? Ti chiedo. Direi molto. Sì, diciamo che il mio telefono segna 6 gradi, ma non ci sono mai nella vita 6 gradi, secondo me ce ne sono meno 6, perché veramente c'è un'aria gelida, no, che sprizza qua sulle tribune che sono all'aperto, quindi la sentiamo tutta, no, l'aria? Assolutamente sì, sicuramente percepiti sono molti di meno, anche perché comunque ti posso confermare che fare i video dal campo, insomma, non mi sento già più la mano. E allora andiamo a leggere la formazione della Clivense che si schiera con in porta il numero 1 Pavoni. Aspettiamo qui, la palla finisce in rimessa, allora andiamo pure avanti. Il numero 2 Fabris, 3 Romano, 4 Baleato, 5 Dallara, 6 Tobanelli, 7 Polo, 8 Cissé, 9 Florian, 10 Enrichello, 11 Cibin, a disposizione con il 12 Massalongo, 13 Penazzi, 13 Zanini, 15 Bragagnolo, 16 Momodù, 17 Antenucci, 18 Venitucci, 19 Rossato, 20 Kocic. Il mister alle reti Riccardo, c'è stato qualche cambio prima dell'entrata in campo rispetto alla distinta iniziale. Romano subito in avanti a cercare
Righiello nel tridente d'attacco di mister Allegretti, lo stesso tridente di domenica contro il Montorio, ovvero Florian centrale da una parte, Cibin dall'altra, Righiello. Qui Tobanelli gestisce il pallone sul pressing di Thiam, poi Pavoni subito a lanciare in avanti, partono sia Righiello che Cibin, però respinge la difesa di casa. Qui gestisce molto bene il difensore Enrique, poi la palla fermata per questo intervento falloso, quindi punizione decretata in favore dei padroni di casa. Quindi dicevamo appunto una Clivense che andò a segno più volte nell'andata, ma un Albignasco che si è rinforzato nel mercato invernale con, sentiamo appunto il mister, con molti acquisti, anche qualche uscita, ma una squadra che dopo comunque ha preso a marciare in campionato. Infatti si trova comunque in ottava posizione. Attenzione qua, è Righiello, scambia con Florian, poi è lui qui a tenere lungo il piede, allora a commettere fallo ai danni del numero 8 Cecchele. Quindi dicevamo un Albignasco che comunque si trova all'ottavo posto in classifica, ha 35 punti, quindi comunque una buona classifica, una posizione diciamo di sicurezza, e quest'oggi proverà a comunque tenere testa una Clivense che però appunto viene dal pareggio con il Montorio, un punto che sicuramente questa squadra deve stare stretto, sta stretto per quello che si è visto soprattutto in campo col Montorio, perché come ricorderete, dopo quella punizione magistrale battuta dai Vesentini, poi la Clivense che è riuscita a pareggiare, poi ha cercato con tutte le forze a portarci a casa il gol del 2-1 che non è arrivato, ma comunque una buona prestazione da parte della squadra di mister Allegretti, e qui deve però chiudersi con Baleato che recupera un ottimo pallone. Qui Righiello chiamava un tocco di braccio da parte di un giocatore dell'Albignasco, e poi vanno subito al rilancio. Che progetti aspetti, Luca, questa sera? Ma mi aspetto una partita comunque sicuramente condizionata anche dalle temperature, quindi secondo me entrambe le squadre insomma accelereranno in questo primo tempo soprattutto per scaldarsi, insomma, perché comunque come abbiamo appunto detto la temperatura è proibitiva. E poi mi aspetto una Clivense. Cibin parte, attenzione, è regolare, non si alza la bandierina. Cibin in mezzo, e il tiro! E Righiello lo stop e la mette dentro con il brivido. Siamo rimasti tutti un attimo con sospiro di sollievo, ma ora sì possiamo esultare per l'1-0 della Clivense. Sì, molto altruista qua Cibin, partita in posizione regolare, altruista perché lì tanti attaccanti avrebbero puntato al tiro in porta, invece serve al centro Righiello, che comunque subito ci ha dato quel brivido, perché non ha tirato di prima, ma ha voluto controllare il pallone, però comunque è andato tutto bene, la Clivense è subito in vantaggio, e questo un po' conferma quello che stavo per dire prima, cioè che mi aspetto due squadre insomma che corrono molto, soprattutto una Clivense che cercherà di verticalizzare e sbloccare subito il risultato. Sì, diciamo che forse anche memore di quello che è successo col Montorio, no? Che Cibin involato a tu per tu con Cravar, poi il tiro e la parata del portiere del Montorio, forse anche appunto una conclusione non perfetta, forse troppo centrale, comunque la parata del portiere, quindi forse Cibin si è ricordato, no, di quell'occasione, ha detto aspetta, forse meglio se la metto in mezzo. Poi appunto come dicevi molto bravo a aspettare, a vedere l'arrivo di Righiello, poi col brivido, no, perché Righiello appunto l'ha stoppata, poi c'erano due giocatori dell'Albignasco pronti quasi sulla linea a intercettare il tiro, ma chirurgico è Righiello a portare avanti la Clivense. Sì, appunto, come hai detto giustamente tu, c'erano i giocatori dell'Albignasco lì in agguato, infatti sembrava subito che anche lui fosse in difficoltà nel trovare il secondo tocco per buttarla in porta, poi alla fine per fortuna l'ha trovato. Per fortuna sì, l'ha trovato, e anche molto bene. Comunque molto altruista qua Cibin, che come hai detto tu forse memore anche di quello che è successo nella scorsa partita, insomma ha voluto mettere subito le cose in chiaro. Esatto, forse in quell'occasione appunto col Montorio non c'era un compagno lì pronto da servire, cosa che invece è accaduta questa sera, e soprattutto una Clivense che può portarsi in vantaggio, cosa che appunto non è successo con Montorio, che permette, no, anche forse di gestire con più calma. Questo naturalmente non vuol dire che bisogna abbassarsi, anzi bisogna continuare ancora di più in cerca del gol della sicurezza, però una Clivense che diciamo indirizza già il match e permette, ecco, di poter gestire comunque tutto il resto degli 80 minuti, perché siamo soltanto al 10° di questa
di questa partita. Allora, portiere di casa, qui Bala che va subito al rinvio, Baleato che ributta in avanti, Baleato che anche col Montorio era diciamo un po' accalamita di tutti i palloni alti che arrivavano verso le sue parti della difesa della Clivense, tutti i colpi di testa a respingere le offensive da parte degli ospiti. Quindi una punizione nel frattempo fischiata a favore proprio della Clivense, andrà a Tubanelli, il giocatore che ha dato a segno con il Montorio su calcio di rigore, anzi un rigore anche bene battuto per Cravara, aveva indovinato l'angolino, però proprio un tiro a fil di palo. Aveva fatto proprio Tubanelli a battere questa punizione col mancino, pallone a spiovere dentro sul secondo palo, era già in agguato proprio Richiello, però il pallone leggermente lungo. Allora subito battuta corta ma sbaglia, allora Richiello recupera per primo il pallone, va dentro per Florian prova a girarsi, pallone dentro, qui era indestato verso Polo, però la palla non gli è arrivata, qui Polo che è sfortunato nel rimpallo, allora palla che finisce in rimessa, potrà andare a rinvio lungo Bala. Quindi un inizio promettente per la squadra di mister Allegretti. Sì, una Clivense che ha iniziato insomma questa partita con l'atteggiamento giusto, insomma propositivo, ed è stata premiata, cosa che non succedeva da qualche partita, quindi sicuramente questo è positivo. Come hai detto giustamente tu, siamo solo all'inizio, la partita è lunga, però se questo è l'atteggiamento insomma ben venga. Quindi Baleato ci mette il piedone, poi Tubanelli di arrivare subito in avanti, qui Cibin prova a lottare con il numero 3 Enrique che finisce a terra, però si va a proseguire. Florian qui scarta benissimo due avversari, poi riceve un pestone e si guadagna un'altra calcio di punizione da posizione molto più avanti. Vediamo se andrà sempre Tubanelli a battere. Quest'oggi appunto diciamo che mancano almeno dal primo minuto quelli che sono i battitori ufficiali, ovvero Kostic e Venitucci, che sono loro che di solito vanno a cacciare questi calci piazzati, però come ha testimoniato Tubanelli su calcio di rigore settimana scorsa, diciamo che ci sono anche altri giocatori che hanno diciamo le qualità, i piedi per prendersi questo compito, quindi dovrebbe proprio essere Tubanelli, andare lui a battere questo calcio di punizione, a scaraventare il pallone a dentro l'area. Sì, come hai detto giustamente tu, insomma Tubanelli non ha avuto alcun problema insomma a prendersi la responsabilità del rigore insomma contro il Montorio, il rigore è molto importante, quindi non ha neanche problemi a prendersi la responsabilità nel poter servire i suoi compagni da palla inattiva. Ora Tubanelli, c'è anche Polo vicino, infatti riceve adesso lui il pallone, uno schema, Polo entra in area, Polo prova ad andare via, mantiene comunque il possesso del pallone, raddoppiato, Polo spinto verso la bandierina, qui finisce a terra in modo falloso, allora arriva un altro fischio da parte del direttore di gara di giornata, signor Di Rossano Calabro, signor Cataldo Zito, coadiuvato dagli assistenti Simone Covolan e Elia Bettello. Sì, qui un po' ingenio il difensore dell'Albignasio, perché comunque Polo era di spalle, erano in due, quindi potevano temporeggiare e impedirgli insomma di girarsi per un eventuale cross, hanno deciso di intervenire in malo modo, quindi fallo, punizione giusta. Sì, regalare questa sorta di calcio d'angolo un po' avanzato, sempre con Tubanelli col sinistro dentro sul secondo palo, era battuta molto bene questa punizione, infatti è costretto ad allungarla in angolo il numero 3 Enrique, allora si va dalla parte opposta, per la bandierina invece andrà Polo col destro, scaraventare dentro, si abbassa Tubanelli, rimangono dentro all'area Baleato e Dallara e Norside, sempre a seguito della squadra, sentirete sottofondo, venuto fin qui provincia di Padova, si la Clivense, qui aveva battuto Polo neanche benissimo, forse tirando su una zola, ma aveva fischiato prima il direttore di gara, era avvisare qualche spinta di troppo dentro l'area, sentirete anche forse dai microfoni, no? L'aria che tira qui sugli spazi, qui sul campo di Albignasio. Allora prova per la seconda volta Polo, che è vicino alla rete delimitante, quindi non c'è neanche troppo spazio per battere, pallone dentro sul secondo palo, Romano riesce a tenerla in campo, si va dalla parte opposta, dietro da Erichello, subito in mezzo il pallone che spiove, poi viene allontanato in qualche modo, poi arriva Baleato, il fallo
ai danni del numero 9 Cecconello. Allora a rifiatare la squadra di casa con questo calcio di punizione. E all'elenco dei risultati appunto di giornata poi mancano il Mestrino Rubano Pozzonovo e Valgatara Belfiorese, perché giocheranno questa sera alle 20:30, invece riposa il Camisano. L'unica partita questa qui tra Albignasio e Clivis è delle 18:30. Meno male che non era alle 20:30, se no Luca qua la vedevo ancora peggio. Qua sì, sicuramente sarebbe stato ancora peggio. Tra l'altro ho parlato poco fa mentre venivo qua insieme a te in cabina di regia con un dirigente insomma dell'Albignasio, e questo mi ha detto che è solo oggi che c'è questa temperatura qua che estrema, fortuna! che ieri non era così, ma mi ha detto che siamo stati anche fortunati perché hanno un giocatore che viene da Venezia e lì mi ha detto che c'è molto più freddo di qua. Perfetto, manca solo la neve, siamo a posto. Pallone rilanciato in avanti. C'è il ghiaccio però all'ingresso del campo. Ottimo. Ma ce l'ho già qua tra le mani, non preoccuparti. Qui Gallara recupera un ottimo pallone, prova a imbeccare subito Florian, chiude tutto però il capitano dell'Albignasio, che poi ha un po' di spazio per portare palla, subito andare al lancio lungo, però fuori misura, non può arrivarci qui l'attaccante di casa. Allora rimessa in favore di Dallara, andrà con le mani. Sì, Dallara in questo caso ha provato a imbucare insomma per le sue due punte. Non si è capito con i suoi attaccanti, che hanno entrambi fatto un movimento ad allargare, quindi poteva essere sicuramente una bella idea. Non è in questo momento servita. Questa ripartenza da parte del numero 4 Nacciaretti, attenzione, ora si ricompone la difesa della Clivense, il pallone è buttato dentro, però Pavoni può farlo suo. Qui era scappato via il numero 4 di casa, poi la Clivense però subito a ricomporsi, a chiudere gli spazi. Allora Pavoni potrà andare al rinvio, mette giù il pallone, anche i tifosi di casa a sospirare il rinvio. Qui prolunga il pallone Cibin, fa guardia il difensore di casa, pallone che finisce in rimessa quasi vicino alla bandierina. È pronto Enrique a battere, non ce n'è sul compagno libero, allora temporeggia, ecco la rimessa però direttamente ad Dallara. Florian prova ad andare via, la passa d'attenzione, finisce a terra. Qui Cibin che era dentro l'area, però l'arbitro fa proseguire, comunque da rivedere. Allora l'apertura la chiude Polo in fase di ripiegamento, poi un pallone rimpallato, allora recupera il numero 10 Petrilli. Qui Cibin era in agguato, rimane a terra, il giocatore non si rialza. Dallara ottima nuovamente la sua copertura, Fabris spedisce in avanti, Romano preciso per Florian, Cibin un po' di spazio, va di nuovo centralmente da Florian, però esce dalla difesa del capitano dell'Albignasio, che fa subito ripartire Tiam. Poi Dallara qui spende il cartellino giallo, primo munito della partita. Allora calcio di punizione in favore dell'Albignasio della tre quarti. Sì, qui giallo sacrosanto, insomma Dallara ha fermato una ripartenza insomma pericolosa da parte della squadra di casa, quindi il direttore di gara non ha potuto fare altro che ammonirlo. Comunque meglio insomma un cartellino rispetto a un possibile contropiede con gol finale. Sì, sono quei cartellini, no, che diciamo da spendere, no, che puoi usare per evitare possibili danni peggiori. Allora punizione per i padroni di casa, è già sulla battuta Enrique, che con il mancino andrà a scaraventare dentro il pallone. Il fischio del direttore, pallone dentro, allontana Sissé, arriva poi per il primo capitano Baleato, pallone che passa, allora Richiello subito in avanti, era però leggermente arretrato Civini, allora recupera la difesa dell'Albignasio.
qui non trova nessun compagno libero il difensore numero 4, allora costretto a tornare da Bala che va a rinvio ma un'altra volta impreciso. Qui si ha cercato Erichiello, viene anticipato. Tobanelli qua, l'esperienza, recupera il pallone, fa fuori un avversario, poi stava cercando le punte, il pallone è deviato, ma sì, è rimessa. Allora Polo subito con le mani, movimento di Erichiello ma temporeggia Polo che va a servire Sisse, ancora Polo, torna indietro Polo, 1 contro 2, guadagna un'altra rimessa da una posizione leggermente più avanti. Piano piano si avvicina all'area di rigore avversaria, la Clivense, la rimessa dentro, Florian la lunga di testa, recupera però la difesa della Bignasco che va subito in verticale. Qui Baleato, ottimo il suo intervento a chiudere l'avversario. Qui Cibin prova ad andare via, viene spintonato ma tutto regolare. Allora rimessa dal fondo per il padrone di casa. Sto evidenziando quei due tifosi che abbiamo alla nostra sinistra con la copertina sulle gambe. Loro hanno fatto la mossa giusta, direi, o no? In questo momento sì, servirebbe perché adesso veramente inizia a farsi pesante l'aria. La telecronaca deve raccontare tutto, no? Quindi per far, diciamo, tifosi, farli sembrare capire, qui, insomma. esatto, capito? Anche Fargli capire insomma anche quale sia il le clima. condizioni, esatto. Condizioni che hanno portato nel frattempo alla munizione, la seconda per la Clivense, per Tobanelli. 2 difensori ora centrali su 3 ammoniti. Questo naturalmente sarà da tener conto anche poi in vista del proseguo della partita. Sì, sicuramente non è mai insomma simpatico avere la linea difensiva ammonita, anche perché comunque in un eventuale contropiede non hai nessuno che possa appunto spendere quei famosi falli tattici. Vedremo anche magari nel secondo tempo cosa potrà fare mister Allegretti insomma in merito. Allora tutto pronto per la battuta. Pallone però giocato subito in linea difensiva. Qui sbaglia tutto il capitano Mbida. Punizione non gestita bene qui dai padroni di casa. Allora Dallara che dice a Fabris di lasciargli il pallone. Allora va lui da Florian, la palla sfila, va da Cibin che finisce a terra ma allontana la difesa dell'Albignasco. La palla rimane lì, Fabris recupera un ottimo pallone, Fabris a sua volta recuperato. Qui Mbida duetta ancora con Fabris che però ha la meglio, il pallone subito dentro, per poco non stava agganciando il pallone a Richiello, la palla che si trova finisce tra le mani di Ebala. Allora gioca subito Mbida. Pallone qua sulla fascia, spedito subito in avanti. Il numero 11, attenzione l'imbeccata centrale, Pavoni chiude tutto. Attenzione però la palla rimane lì, prova a chiudere Dallara e ci riesce, calcio d'angolo però ottimo l'intervento da parte di Pavoni a chiudere lo specchio. L'attaccante Cecconello che era a tu per tu col portiere della Clivense, gli sbarra la porta, l'occasionissima per Albignasco. Questa parata fondamentale, importantissima e soprattutto con un coefficiente di difficoltà altissimo. Fantastico Pavoni a rimanere in piedi fino all'ultimo e neutralizzare questa conclusione. Determinante qui il portiere della Clivense, però il calcio d'angolo, attenzione. Palla dentro che sfila, rimane lì, qui finiscono i giocatori a terra, poi la conclusione però è alta. Sì, qui c'è stata un po' di confusione insomma all'interno dell'area di rigore della Clivense, sono andati a terra un paio di giocatori, l'arbitro ha detto che secondo lui non c'era nulla, ha fatto segno di continuare, poi un tiro che si spegne sul fondo, adesso sarà rinvio da parte di Pavoni. Sì, superato lo spavento, adesso Pavoni potrà andare al rinvio. Diciamo che tra i più in palla, no, dei padroni di casa è il numero 11, no? Tiam, che con
comunque la sua rapidità è un elemento, diciamo, quello più pericoloso visto fino adesso, che poi appunto ha imbeccato l'attaccante appunto numero 9, che poi è andato a tirare verso la porta di Pavoni, però sicuramente il più lavoro l'ha fatto Tiam. A tempo Baleato, pallone a cercare Florian, la mette giù di petto, ci si è anticipato, allora può uscire l'Albignasico, parte palla al piede Petrilli, supera la metà campo, l'imbeccata, ma chiude tutto Sissé, che si gira, fa fuori proprio Petrilli. L'apertura qui a cercare Florian, la palla finisce a bala. Qui era una buona idea da parte di Sissé, perché si sarebbero trovati in un 3 contro 3 gli attaccanti della Clivense, quindi poteva essere un'ottima occasione. L'unica cosa da sottolineare in questo momento è che si sta leggermente allungando la squadra di mister Allegretti, infatti già la seconda occasione dove l'Albignasico riesce insomma a ripartire velocemente. Sicuramente una prima fase totalmente all'arrembaggio per la Clivense, bisogna solo evitare insomma di rischiare nello scoprirsi dietro. Palla lunga, respinge la difesa di casa, allora la mette giù Nacciaritti, che imbecca proprio Tiam, poi arriva da dietro Cecchele, braccato da Romano, si torna dal numero 4 Nacciaritti, si va dalla parte opposta sulla destra, l'imbeccata, chiude molto bene Polo, la palla però rimane lì verso cerchio di centrocampo, allora ricomincia da dietro Albignasico, pallone chiuso, aveva recuperato per un attimo qui Erichelo, sfortunato nel rimpallo, allora la rimessa per i padroni di casa, più davanti alla panchina di mister Antonelli. Chiude Polo, sì la prolunga di testa però direttamente sui piedi di Nacciaritti, si torna qui sulla sinistra, sopra la marcatura qui di Fabris, numero 3 Enrique, che va via molto bene qui, palla al piede, inseguito da Romano, ancora Enrique arriva sul fondo, Enrique, lo stop di petto da parte di Baleato, che va subito al rinvio, ora scende qui a prendersi il pallone Florian, fa salire i suoi, qui viene abbattuto dal giocatore di casa, qui scatta anche la munizione proprio nei confronti del giocatore che ha commesso fallo ai danni di Damien Florian, eccolo qui, la munizione appena si gira per il numero 8 Cecchele, quindi primo ammonito anche fra le file dell'Albignasico. E salutiamo anche tutti i nostri amici tifosi che ci seguono in diretta su YouTube grazie all'assistenza tecnica di Avelia. E andrei a leggere i commenti di YouTube, ma in questo momento le mie dita sono congelate, quindi appena troviamo il modo, sì, una stufetta, diciamo qualcosa, che in questo momento possiamo o scegliere di tenerci le dita o andare a provare a leggere qualche commento su YouTube, magari a fine primo tempo. Polo, la conclusione, murata, la palla che stava per arrivare a Fabris, e direi per amore dei nostri tifosi bisogna farlo, quindi Luca ti toccherà. A fine primo tempo leggeremo tutti i commenti arretrati, ce li segneremo e poi risponderemo insomma perfetto, a inizio secondo tempo a tutti coloro che ci hanno insomma fatto una domanda. Va bene, non troppo perché appunto l'intervallo è breve. Baleato, Sissé, attenzione, questa palla mal calibrata, stava cercando Dallara. Qua Dallara a incidere comunque il suo compagno, va bene, tenere su la squadra, la palla dietro qui, il rilancio in avanti, il pallone che scende a metà campo, qui Sissé subisce anche un tocco, però il fallo è per l'Albignasico. Qui non ho capito la decisione perché sembrava essere stato Sissé a subire un calcetto, ma la punizione è in favore dei padroni di casa. Tanto siamo riusciti a recuperare qualche commento, insomma, perdendo qualche sensibilità, insomma. Vai, qualche area di sensibilità alle dita, leggici un po' questi commenti. Intanto ci sono diversi commenti sulla grande parata di Pavoni, sì, che ha fatto miracoloso. poco fa.
da parte di Marco Pessina e anche da Arrigo Bighin, e sì. dice che sulle parate acrobatiche Pavoni c'è. Sì, qua ha chiuso lo specchio l'attaccante numero 9 a Cecconello, che è appunto a tu per tu con Pavoni, che è riuscito a stare in piedi fino all'ultimo e poi a murare la conclusione. Esatto, invece poi c'è Gianfranco che chiede insomma di mettere un po' più al sicuro il risultato con un altro gol, insomma, perché comunque in questo momento può succedere ancora di tutto. Attenzione qui, Erichiello strappa il pallone a Rossi, prova ad andare via anche un altro avversario, scivola a terra, si combatte. Ora prova a uscire qui l'Albignassi con pallone, cercare Tiam, qui Baleato, attenzione, lascia proseguire dal vantaggio. Qui arriverà probabilmente un altro cartellino. Potrebbe essere il terzo munito nella retroguardia della Clivense, vediamo. C'è nel frattempo anzi 2 giocatori a terra, perché c'è Tiam e anche il numero 8, però non ho visto lui il motivo per cui si sia cacciato a terra, se ha avuto un problema muscolare o se anche lui si è scontrato con qualche giocatore, però non dovrebbe essere scattato per fortuna il cartellino nei confronti di Baleato, quindi soltanto ha ravvisato la punizione in favore dei padroni di casa, quando siamo oltre alla mezz'ora di questo freddissimo primo tempo, con la Clivense in vantaggio 1-0 grazie alla rete parte di Erichiello, ma soprattutto grazie anche alla paratona di Pavoni. Diciamo un'occasione a testa in questo primo tempo, una però realizzata, l'altra per fortuna no. Sì, qui diciamo che l'arbitro ha graziato insomma Baleato da una possibile ammonizione. Un po' questo contropiede, un altro insomma contropiede da parte dell'Albignasego, che forse è un po' quello anche che dice Marco Pessina, dice di controllare la partita tranquilli senza buttare palla, per avere un controllo maggiore del gioco. Sì, qui Dallara nel frattempo era andato a colpire di testa, qui forse anche furbescamente, no? Il numero 9 Cecconello, sapendo che il difensore della Clivense è già ammonito, ha provato, no, ad accentuare il tocco, no? Augurandosi un possibile provvedimento nei confronti di Dallara, però l'arbitro diciamo che non ci è cascato, anche se comunque decreta la punizione in favore dei padroni di casa. È già pronto sul pallone numero 3 Enrique, sempre lui il battitore dei calci piazzati per la squadra di casa. Allora Dallara a chiamare l'attenzione dei suoi compagni, pallone dentro, lo stacco di testa, poi Fabris ad allungare fuori, poi il tiro qui da parte di Inbide, il pallone qui però finisce comunque a lato. Allora Pavoni può recuperare la sfera e andare al rinvio, viene incontro qui Baleato per chiamare la giocata dal basso, giocata che avviene dal basso ma passando per Dallara, che va al rilancio in avanti. Florian la allunga per Fabris, molto bene Fabris, e torna da numero 9 Florian, si accentra, cercare Richello, qui respinge la difesa, pallone spedito in avanti. Tiam viene incontro, Dorato Banelli qui attenzione a Cadobanelli, che è già munito. Qui l'arbitro continua a fischiare queste punizioni. Allora Ambida pronto lui a battere. Sì, questo è un po' il problema che dicevo anche prima dell'avere la linea difensiva ammonita, che comunque un tocco di mano qua c'era. Qua sì, molto evidente anche. Comunque il problema è che adesso ogni intervento insomma ovviamente si chiederà la sanzione disciplinare, perché sarebbe appunto il secondo giallo. Qui Fabris recupera un ottimo pallone, buon lavoro in lettura difensiva. Allora Pavoni subito lanciare in avanti, qui Romano non riesce a anticipare l'avversario, allora dice palla a Enrique, qui però Richello recupera molto bene, Sisse larga per Polo ritorna da Richello, braccato da un avversario, resiste al pressing
allarga molto bene qui, ottimo lavoro da parte di Richello. La Fabris ha un po' di spazio in avanti per Cibin che finisce a terra. Qui Cibin si rialza, ma qui Cibin è proprio atterrato letteralmente con l'attaccante che è finito a terra. Qui Romano spende il cartellino sacrosanto, però da rivedere questa occasione perché Cibin era dentro l'area di rigore, il difensore non ha toccato mai il pallone, ha toccato solo l'avversario che è finito a terra. Qui l'arbitro da rivedere. Qui, diciamo qua in questo caso giallo sacrosanto, però lì insomma Cibin è stato atterrato, sono state messe insomma le mani intorno alla vita, è stato completamente tirato giù. Poi qua la munizione è corretta perché comunque è stato fermato un contropiede, il direttore di gara non è stato dell'avviso, ma più che altro in quel caso doveva dargli una mano forse l'assistente che era subito lì vicino all'azione. Sì, qui ce lo segniamo questo provvedimento che non è scattato nei confronti appunto di questa bella azione comunque che aveva orchestrato la Clivense grazie all'ottimo lavoro in mezzo al campo da parte di Arricchiello. Poi il pallone da Fabris e poi l'imbucata per Cibin che non ha potuto girarsi perché è stato letteralmente steso dal difensore di casa. Nel frattempo la punizione, battuta in avanti, chiude Romano, qui pallone, attenzione all'indietro, qua la conclusione da parte del solito Cecconello che però non inquadra la porta di Pavoni. Sì, qui un tentativo di rilancio svirgolato da parte della Clivense, qua si è trovato in ottima posizione l'attaccante dell'Albignasico, non è riuscito a incrociare al meglio, pallone che esce di poco, grande paura per la retroguardia della Clivense. Sì, qui era nata un po' a caso, no, questa occasione per l'Albignasico perché pallone in mezzo svirgolato e poi in qualche modo è arrivato appunto a Cecconello. Bisogna però stare sempre in guardia. Qui è proprio Cecconello che però viene chiuso da Tomanelli, la palla rimane lì, recupera molto bene Fabris, centrale per Sisse che poi va sulla destra da Dallara che porta palla, poi sterza, tiene il pallone, torna indietro da Baleato che chiama la calma ai suoi a gestire il pallone. Capitano torna indietro da Pavoni, dalla parte opposta da Tomanelli, si torna da Pavoni, si va dalla parte opposta per Dallara. Sisse gestisce qui possesso palla la Clivense, Fabris chiuso da dietro, qui il fallo di Enrique, qui è rimasto a terra Fabris che era arrivato in anticipo e qui non ha tirato indietro la gamba Enrique, infatti dolorante a terra proprio Fabris che il colpo l'ha sentito. Probabilmente c'è forse anche bisogno dell'intervento, vediamo, da parte dello staff medico, proprio così. Un duro fallo da dietro, non sanzionato però con il cartellino giallo. Sì, qua non si sono capiti intanto arbitro e assistente perché l'arbitro aveva chiamato l'ingresso dello staff medico, ma il guardalini ha fermato, eccolo qui, insomma l'ingresso. Eccolo che sta arrivando. Si è però rialzato Fabris, quindi diciamo una corsa riscaldante qui anche per lo staff medico. Comunque ha bisogno Fabris delle cure del caso, è zoppicante l'esterno della Clivense, una dura botta per lui. Qui l'arbitro invita a risistemare la posizione della battuta della punizione a Dallara. Sì, non so cosa possa cambiare insomma dalla battuta poche decine di centimetri. Dallara, la battuta in avanti a cercare Florian, dietro per Sisse, forse ha pensato per un attimo il tiro, cercato Arricchiello, palla rispedita in avanti, è pronto a rientrare Fabris nel frattempo che approfitterà anche dell'intervallo per comunque vedere se riuscirà a proseguire il match. Qui attenzione, piccolo parapiglia lì, una spinta anche nei confronti di Tobanelli da dietro.
tempo siamo arrivati oltre il 40esimo, quindi 5 minuti più recupero. Speriamo che non ci sia recupero, così andiamo presto a berci un tè caldo. Thiam qua non gestisce bene il pallone, allora ricomincia da dietro la Clivense con Pavoni. Pallone a cercare, attenzione Fabrius, pallone che però arriva proprio dalle nostre parti, qui in tribuna. Hanno provato insomma a farci dimostrare le nostre doti balistiche, insomma, con un controllo al volo, ma non siamo nelle condizioni, anche come temperatura esterna, di provare un gesto atletico come questo. Baleato respinge lì dietro il pallone, Cibin lo mette giù subito in avanti, qui viene esteso Cibin e ora sì, scatta finalmente il cartellino nei confronti di Nacciaritti, altro ammonito quindi in casa Albignasio. Qui visto l'intervento ci sta tutto, il cartellino finito a terra, CB proprio davanti alla nostra postazione. Allora calcio di punizione poco avanti la linea di centrocampo e sarà un Dallara a battere, vista la sua zona di campo. Allora pallone che verrà spedito in avanti a cercare le punte, in particolare Florian. Il fischio, pallone verso Florian, Richello la mette giù, Richello spara la porta, bravo la rovesciata, Richello la palla sfila, Cibin era arrivato lui per primo sul pallone, ma arriva il fischio. Gioco pericoloso ovviamente con la rovesciata da parte di Richello. Peccato, è una bella occasione, qui Cibin poi è riuscito a impossessarsi del pallone, niente da fare. Allora Bala può andare al rinvio, pallone a scendere dalle parti di Dallara, qui l'ultimo tocco però è proprio dell'attaccante di casa. Allora Cibin qui viene chiuso da Enrique, allora guadagna un'altra punizione importante Cibin. Buon lavoro sporco da parte dell'attaccante di mister Allegretti, c'è bisogno anche di questo. Il sacrificio, allora Tubanelli, qui Polo era già partito, allora non può raggiungere il pallone, quindi rimessa per l'Albignasego. Qui cercato in avanti Cecconello, allora palla spedita in avanti, arriva Dallara, pallone ancora per Cecconello che prova a girarsi, arriva dagli Manfredo Tomanelli Polo, allora recupera la Clivense, qua Baleato tiene il pallone in campo, va da Richello, chiuso, Richello però caparbiamente ritorna sul pallone, allora qui Polo salta due uomini, non il terzo, recupera sfera di casa. Allora Nacciaritti, l'ultimo ammonito, pallone verso Thiam, però chiude tutto Dallara che va da Fabris, pallone alzato a cercare Cibin, manca il controllo qui numero 5, Cibin ora la giro su, prova ad andare in velocità, ancora Cibin, resiste una spallata, cade, si rialza, chiude però Mbida, qui il pallone rimbalza solo su Cibin, si combatte all'altezza della linea di fondo, qui sfortunato Cibin, sarà solo rimessa per il portiere, per Bala. Quando siamo nell'ultimo minuto del primo tempo, naturalmente aspettiamo di vedere recupero, in realtà non c'è tanto da recuperare perché c'è stato soltanto un ingresso in campo per appunto soccorrere Fabris, però al massimo un minuto, ecco. Sì, per l'ingresso in campo 30 secondi e poi per il gol insomma altri 30 secondi, sì. un minuto è giusto insomma. Qui Fabris va proprio da Cibin che ha cercato Florian, arriva Richello ad anticipare anche il suo compagno, Richello entra in area, Richello, la palla arriva a Cibin all'altezza della bandierina, Cibin qui un intervento brutto qua, piedi uniti direttamente sul sfortunato Cibin, qui l'entrataccia è stata del numero 2 Zanforlini, allora ha munito anche lui in casa Albignasego. Sì, sicuramente un intervento non cattivo, ha cercato di arrivare sul pallone, è stato bravo Cibin a coprirlo e adesso sarà una punizione che è praticamente un calcio d'angolo per la Clivense. Sì, è stato dimostrato il recupero, non ho visto, però siamo oltre il 45esimo,
Allora probabilmente chiuderà in attacco questo primo tempo la Clivense con Tobanelli. Va lui, sembra da quella posizione proprio nei pressi della bandierina, da scaraventare al centro il pallone. È pronto con il suo sinistro. Il fischio dell'arbitro. Tobanelli, pallone dentro e finisce in porta! La prodezza di Tobanelli che trova l'angolino giusto e supera Bala per il 2-0 della Clivense. Sì, qua sicuramente ottima invenzione da parte di Tobanelli, complice ovviamente anche la difesa e il portiere del Vignasio che non sono riusciti a intercettare questo tiro da posizione molto defilata. Comunque grande Tobanelli che riesce a far girare il pallone in modo impeccabile. Queste sono conclusioni che sicuramente non sono irresistibili, ma comunque sono molto difficili per la difesa e il portiere. Comunque pallone che rimbalza basso, quindi non sai mai in mezzo a tutti gli uomini come può andare. Importantissimo questo gol per la Clivense a tempo scaduto praticamente. E ci piace così. Diciamo che finire con questo gol al primo tempo permette di poi poter gestire i secondi 45 minuti. Tutto nato sicuramente dall'ottimo lavoro da parte di Cibine, che l'abbiamo visto però zoppicante. Speriamo che possa comunque continuare la partita. L'abbiamo sottolineato più volte, no? Il grande lavoro di Erichiello e Cibine in fase anche di ripiegamento, poi venire a prendersi il pallone al centrocampo e appunto dare una mano ai propri compagni. Lavoro di squadra ancora una volta qua a Cibine. Infatti proprio lui era andato in aiuto a Fabris, però questa volta commettendo fallo. Allora punizione per Albignasco. Forse questa è l'ultima occasione del primo tempo. Non avendo visto il recupero è difficile dirlo, però sì, probabilmente allungato anche per appunto il gol. Sì, sicuramente una trentina di secondi in più insomma li darà, anche perché ci è voluto più tempo per battere questa punizione. Allora è pronto Petrilli, pallone in avanti, chiude Tobanelli per un attimo, ma il pallone rimane lì sulla destra, 1 contro 1 col 7 Polo, pallone che finisce in calcio d'angolo. Vediamo se c'è il tempo. Sì, l'arbitro segnala appunto la bandierina, quindi dice che c'è ancora tempo per battere questo corner. Probabilmente dopo arriverà. Sì, il direttore avrebbe guardato il cronometro prima di indicare insomma la bandierina. Erano 4 minuti di recupero. 4 minuti. Quindi ci siamo dentro ancora. Attenzione, la battuta dentro. E arriva adesso il fischio. Scadono i 4 minuti di recupero. Un recupero proficuo per la Clivense, perché proprio in pieno recupero appunto è arrivato il secondo gol della Clivense, marchiato Tobanelli, che fa seguito al gol realizzato al 9° minuto da Erichiello. In mezzo però l'importantissima parata di Pavoni, che appunto ha permesso poi appunto di chiudere 2-0 questo primo tempo in favore della Clivense. Ci ritroviamo qui dopo 15 minuti di intervallo e soprattutto 15 tè caldi per scaldarsi. Un ultimo commento, Luca, e poi mandiamo gli spot. Commento che sicuramente questo secondo gol serve per il secondo tempo. Non bisogna adesso entrare in campo con una mentalità difensiva, bisogna continuare su questo passo per amministrare il risultato e portarsi a casa quello che conta, cioè i 3 punti. Perfetto, dai, ti offro un tè e ci vediamo dopo. Perfetto, a dopo. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici,
hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società dalla Serie A alla terza categoria se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo, è il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
E siamo pronti per il secondo tempo, partito adesso tra Albignasego e Clivense. Clivense avanti 2-0. Ora subito in avanti, chiude la difesa di casa. Florian recupera il pallone, chiude tutto qui, rimpallo. Palla che finisce in qualche modo a bala, però una sua terra dolorante Florian. Forse pallone uno scontro con il difensore e qualche problema appunto per Damien Florian, rimasto a terra, e ridò il benvenuto a Luca. Non siamo riusciti a bere il tè, no? Perché c'era talmente tanta gente dentro al bar che almeno siamo stati un po' al caldo, ecco. Sì, diciamo che almeno ci siamo un po' riscaldati. C'era veramente tanta gente, si faceva anche fatica a passare all'interno del bar. D'altronde tutti si sono riversati in quello sì, piccolo spiazzo, insomma, dove c'è una temperatura semidecente, insomma. Probabilmente il tè era anche finito, andava più il vin brûlé, ho notato, Assolutamente giustamente, sì. Ha fatto bene. Allora il pallone in avanti, qui gestisce numero 7, ma un altro ottimo recupero da parte di Richello, che con l'esterno va a imbeccare in velocità Florian, che però non arriva sul pallone. Allora palla per Bala, ci va dalla parte opposta. Baleato prova a chiudere sull'avversario, qui recupera per un attimo Romano. E ci arriva il -2, vedi che era il mio telefono che è talmente congelato che si era anche sballato nella temperatura. Intanto qua Fabris larga per Cibini entra in area, qui finisce a terra e c'è il calcio di Buneta proprio al limite, per un niente, praticamente non tocca la linea delimitante dell'area di rigore, quindi è solo punizione, però un'altra bella iniziativa da parte di Cibin. sì, è detto benissimo, per pochi millimetri, insomma, non si è trattato di calcio di rigore. Abbiamo visto infatti i giocatori della Clivense che stanno andando a chiedere spiegazioni all'arbitro. Punizione da posizione sì al limite dell'area, ma molto defilata, però si può anche provare, insomma, oltre ai corsi in mezzo, anche una possibile conclusione sul fondo. Ora vedremo chi andrà a battere, se è sempre Tobanelli, è lui che si posiziona il pallone. Barriera della Bignasego pronta. Tobanelli aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara. Tutto pronto, pallone dentro, respinge la barriera, ancora Tobanelli costretto ad andare dentro da Apollo, respinge la difesa del Vignazzo, qui il pallone controllato in qualche modo, però Fabri sta sporcagli la traiettoria. Allora Richello rispedire subito in avanti, parte Florian, chiude Mbida, il pallone però rimane tra i piedi di Cibin, arriva Fabris, il tiro in qualche modo rimpallato, però comunque un'ottima iniziativa per la Clivense. Il pallone spedito dalle parti del numero 6 Enrique, qui Tiam prova ad andare via Baleato, palla però arriva Ceconello che prova a ritornare da Tiam, chiude Baleato qua molto bene, qui finisce a terra da solo Tiam, allora può allontanare Sisse, la palla arriva però da difesa qua il capitano Mbiade. Allora Mbida dietro per Bala, pallone qui cercare anche chiamava un rientro dal fuorigioco Baleato, subito in avanti era bella qui la palla per Cibini che ha anticipato proprio all'ultimo da Mbida. Ora si va sulla fascia, Baleato qui non ci pensa due volte a spazzare fuori questo pallone, e tutta o quasi in piedi la panchina della Clivense, anzi solo due giocatori mi sembra di vedere Luca, no, comunque sono un po' un misto, forse anche quelli dell'Albignasego,
Sì, diciamo le pettorine non ci aiutano, insomma, arancioni, Sì, la ci Clivense, sono- insomma, rosa o comunque arancione chiaro, insomma, quelli della Vignasio. Dovrebbe Quindi esserci è difficile. Benitucci, Antenucci, Momodou, mi sembra di vedere. Non posso aiutarti perché non riesco a distinguere i ragazzi. Qui il pallone in avanti, spinge in biade, arriva Sissé di pancia, Polo si porta dietro 2 avversari e guadagna un'ottima rimessa laterale qui, sempre caparbio, no? Polo quando va via. Intanto qui viene fischiato un fallo di mano ed Attenzione, è il doppio c'è giallo. rosso, c'è l'espulsione. Ingenuità clamorosa qua del giocatore del Vignasio che Sì, prende sì. il pallone con le mani. Si tratta di Zanforini proprio a impedire, no? Sì, lui pensava che la rimessa insomma fosse per loro, il Guardalini non è stato lo stesso avviso, allora subito dopo la battuta ha preso il pallone con le mani, quindi l'arbitro non ha potuto fare altro insomma che dare il secondo giallo. Ingenuo, perché Sì, molto già, ingenuo, già sì. ammonito, insomma, un gesto del genere in ogni caso non si dovrebbe prendere un provvedimento disciplinare per un motivo simile, però ancora peggio insomma se sei già ammonito. Sì, qua sciocchezza clamorosa da parte del terzino dell'Albignasco, che lascia in 10 i suoi in una partita appunto già abbastanza difficoltosa per la squadra di casa. E allora la Clivense si trova a battere questa punizione con Poli, si trova soprattutto con un uomo in più, quindi per poter gestire ancora meglio questo doppio e preziosissimo doppio vantaggio. Grazie, ricordiamo, alle reti da parte di Erichello e Tito Banelli, che segna per la seconda partita di fila, quindi bomber e Tobanelli. Prezioso non solo in fase difensiva ma anche in fase realizzativa. Polo si avvicina a lui e Richelli, vediamo se fanno uno schema o se andrà dentro all'area. È così, Polo, pallone a scendere, poi Florian la mette dentro per Dallara, poi il tiro, quasi tiro cross, e il pallone che viene in qualche modo deviato sul fondo. Grande Sì, occasione che per la Clivense. Sì, qua un ottimo cross, ottima occasione. Il pallone messo in mezzo era il secondo, insomma, pallone messo in mezzo nella mischia, era probabilmente troppo, era una sassata, quindi non è riuscito nella deviazione. Non ho visto Benchi, comunque il giocatore della Clivense che era sulla linea di porta. Comunque un'ottima occasione, mentre intanto vediamo che si prepara Sì, un un cambio. cambio. Esce il numero 3 Romano ed entra con il numero 20 Kocic. Qui vediamo se Kocic prenderà proprio la posizione, no, di Romano, come abbiamo visto anche col Montorio, quindi in regia, no, in mediana a fianco di Sissé. Stiamo proprio dire questo, no? A Sissé ci siamo noi due qua in mezzo al campo, quindi non cambia nulla nello scacchiere tattico di mister Allegretti, e quindi si gioca la sua prima carta. Sì, non mi ricordo se nel primo tempo Romano era stato ammonito, non ho ricordi, forse, insomma, considerato che non c'è stato un cambio tattico magari era dovuto a quel motivo, però appunto non ricordo in questo momento se era lui uno dei 3 ammoniti da Clivense. Sì, aveva impedito una ripartenza trattenendo da dietro l'avversario, aveva speso comunque giustamente il cartellino, quindi anche per quello, forse appunto per evitare possibili sorprese. Sì, diciamo mister Allegretti che vuole tenere la squadra così, insomma, come sta giocando adesso, quindi un cambio per un altro, quindi la squadra tiene questo metro di gioco, però comunque ha un giocatore fresco intanto e che non ha una munizione sulle Esatto, spalle. è un giocatore in più, quindi mantenere la superiorità è importantissimo. La punizione qui in favore della Bignasco, qui deve aggiustare la posizione il giocatore di casa. Sì, qui più avanza, insomma, il cronometro, più il freddo continua a essere pungente, quindi una partita, insomma, che forse ne potrà risentire soprattutto nelle fasi finali. Sì, ricordiamo che poi
dopo questo turno settimanale si ritorna a giocare domenica e si ritorna un'altra volta in trasferta contro l'Euro Cassola, quindi attenzione qui, nel frattempo palla sbagliata da parte di Sisse, allora Tiam punta Baleato, poi Sisse la palla sfila per un attimo Richello, poi può recuperare Polo, ottimo il suo ripiego in fase difensiva. Qui Florian lavora il pallone, si va da Kocic, scambiano molto bene i due, ancora Kocic va da Florian, dietro per Sisse, la palla allargata per Richello, qui molto bene il gioco di piede a superare non uno ma due avversari. Qui amministrano il gioco la Clivense, per soprattutto amministrare e difendere il vantaggio. Sì, qui forse voleva palla insomma Polo, che si era proposto bene perché era un 3 contro 1 da questo lato, e Richello saggiamente decide di ricominciare e non forzare la giocata. Allora Kocic, pallone, cercare Florian, preciso, Florian entra in area, qui spalleggiato, e fallo qui viene fischiato ai suoi danni. Sì, non capisco se il guardarini ha segnalato posizione di offside. No, la bandierina non si era alzata, quindi ti direi di no. Allora, però forse un tocco col braccio, ma perché non mi è sembrato sì, un fallo, non mi è sembrato insomma ci fosse fallo. forse tocco di braccio. Tocco di braccio. Vabbè, fatto sta che è punizione per i padroni di casa, con Bala che va al rinvio. Pallone gestito dall'ala, finisce a terra. Si prosegue. Subito rispedito in avanti, chiude molto bene qui Baleato. Tanto abbiamo potuto sentire fin da qua insomma mister Allegretti che incitava i suoi a salire, ad andare in pressing. Eh sì, vuole comunque la squadra propositiva, perché siamo qui attenzione Polo, va via. Attenzione perché era ammonito, dovrebbe essere già ammonito il numero. Eccola qui, il cartellino rosso infatti, per Nacciariti, quindi la seconda espulsione per l'Albignasio. Qui era andato via molto bene Polo, un braccio alzato da parte del numero 4 a impedirgli di andare via. Ecco, molto ingenuo anche lui, insomma sa di essere ammonito. Un fallo in quella zona del campo poteva risparmiarsi, erano comunque ancora nella metà campo della Clivense, non era insomma necessario, non c'era tutta questa urgenza di fermare appunto Polo, che sappiamo che quando parte sì, è inarrestabile. Ha deciso di spendere questo fallo e ovviamente a quel punto lì fermi un qui si contropiede. vede anche la munizione del capitano Bida per proteste, deve stare attento, se no anche lui rischia il rosso. Sì, proteste magari un po' troppo accese da parte sua, che comunque essendo il capitano è quello che può parlare con l'arbitro senza ripercussioni, forse ha detto qualcosa di troppo. Diciamo che meglio non poteva mettersi, no, per la Clivense, avanti 2-0 e soprattutto avanti di 2 uomini. Ma queste sono proprio le classiche situazioni nelle quali non bisogna abbassare la guardia, e comunque ti ritrovi sopra i 2 gol, sopra di 2 uomini, comunque quindi potresti anche abbassare la guardia, cosa che la Clivense non deve fare assolutamente, perché comunque sono sicuro che non farà. Sicuramente l'Albignasio non ha alcuna intenzione di cedere insomma anche con questo ulteriore handicap. Allora Tobanelli è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Si muove qualcosa anche nella panchina di mister Allegretti, che probabilmente si appresterà presto al secondo cambio. Adesso vedremo anche le mosse insomma da parte della squadra di casa dalla panchina, che comunque la squadra dovrebbe andare insomma ridisegnata in base ai 2 giocatori insomma che sono stati persi. Allora Tobanelli gestisce lui il pallone dall'area, dalla parte opposta. Polo lungo l'out di sinistra, Sisse cambia lato dalla parte opposta dall'area, largo per Fabius proprio davanti alla panchina clivense, dietro ancora da Dallara. Baleato, largo per Tobanelli, qui un attimo gli ha sfuggito il pallone ma tutto sotto controllo. Allora si ritorna dal capitano Baleato centralmente. Adesso la Clivense sta cercando di trovare spazi insomma col fraseggio per fare anche correre un po' i padroni di casa, sicuramente anche per stancarli.
Kocic ne è entrato il più fresco, anche se più freschi di così non si potrebbe essere questa sera. Allora Polo. Tanta gente in questo caso preferirebbe essere già calda, insomma. Sì. Dentro il pallone, cercare Richello, la lunga di testa dietro per Fabris, aveva pensato per un attimo al tiro, si alza la bandierina, era in posizione di fuorigioco Fabris. Comunque un'ottima partita anche questa sera per lui a cavalcare su quella fascia. Diciamo che appunto con anche la prestazione di Montoro ci sta confermando Fabris lì sulla destra, un buon momento di forma per lui. Sì, oggi sempre propositivo, comunque lo abbiamo visto sacrificarsi anche in qualche corsa in più per i compagni, sì. Quindi ha approcciato insomma bene questo appuntamento. Ora Polo sulla sinistra, centralmente da Sissé, Capitan Baleato. Ora gestisce questo vantaggio, la Clemens non ha naturalmente nessuna fretta. Sì, stavo cercando di capire con che modulo erano schierati i giocatori della Vignasco, mi sembra un 4-3-1 se non erro. Sì, esatto, il solo Ceconello in avanti. Ora Tubanelli, Polo, gli perde però il pallone, allora può ripartire al Vignasco. Porta palla Enrique, ha cercato da due giocatori della Clivense, qui Enrique. Qui resiste ai contrasti, riesce anche a servire la palla il suo incollata al compagno. piede, ma riescono i giocatori a sottrargliela. Qui molto bravo fisicamente, abbiamo visto anche nel primo tempo che è un giocatore ostico, un mastino, è difficilissimo portargli via il pallone, in questo caso l'ha coperta benissimo, poi si è dovuto arrendere a quattro avversari. Tobanelli centralmente per Kocic, che ha molto spazio ed è pronto davanti alla panchina di Luis Allegretti. Antenucci, sarà lui il secondo cambio tra le file dei giocatori in maglia blu. Fabris ancora un ottimo pallone, sì, sulla fascia, qui guadagna anche una rimessa, una punizione, vediamo. Rimane anche a terra. Sì, ne ha prese tante di pacche stasera Fabris. Nel frattempo è pronto il cambio, però prima c'è il cambio per Albignasio, quindi esce con il 10 Petrilli ed entra con il 17 Boreggio, classe 99. Vediamo se in simultanea fa il cambio anche Allegretti, e si è già tolto la tuta Antenucci. Sì, non sembra, insomma, sembra che Mister Allegretti voglia aspettare lo Prossima sviluppo di questa, azione, sì. esatto, lo sviluppo di questa azione, secondo me anche per un discorso di far scaldare bene il suo giocatore, invece di farlo entrare in un momento morto come questo, sicuramente vuol farlo scaldare al meglio, perché qua è un attimo sentire un tirone con queste temperature. E dalla regia mi dicono attenzione, la palla Florian era in agguato, sarebbe più lui a uscire, a lasciare il posto per Antenucci, quindi prima punta per prima punta, anche lì non cambierà nulla lì a livello tattico. Ed eccolo qui il cambio, si appresta a entrare Andrea Antenucci, attaccante della Clivense a quota 3 gol, lui che è arrivato a gennaio, poi è condizionato purtroppo da un infortunio anche abbastanza delicato, appunto con la rottura del tendine del dito della mano sinistra, quindi 23 punti di sutura per lui, e sicuramente diciamo anche poi un periodo di recupero, perché comunque non poteva prendere botte, ecco, alla mano. Non vediamo oggi se ha la sua consueta fasciatura sotto ai guanti, però comunque minuti importanti per trovare anche la migliore forma. Gli ha lasciato il posto Damien Florian, che Intanto è il capocannoniere, no, di questa Clivense, esatto, quota 8 gol. Intanto qua viene fischiato un fallo in favore della Vignasco, con anche la munizione.
la munizione per Fabris. In questo caso forse un po' troppa irruenza nel cercare di recuperare il pallone. Sì, rimane a terra il giocatore del Bignassico e c'è un altro cambio per i padroni di casa. Esce con il numero 3 Enrique, uno dei più propositivi comunque dell'Albignasico. Abbiamo visto poco fa il dribbling in mezzo a 4 giocatori, e a subentrare al suo posto con il numero 18 Salvadori. Un po' di ammoniti in casa clivense, diffidati sono proprio Kocic e Fabris, che quindi salterà il prossimo turno, quindi domenica non potrà essere della partita contro l'Euro Cassola. Clivense sempre in trasferta, partita però per nostra fortuna alle 14:30, così speriamo, ecco, di sì, non che baciati, cambierà, no, dal sole. non che cambierà chissà che, però sicuramente una temperatura forse leggermente più mite. Direi proprio di sì. Comunque siamo noi che comunque portiamo la sfortuna, perché a me, appunto, come dicevo all'inizio partita, è stato detto che ieri la temperatura era molto bella qua. Mi fa piacere. E lo sai, sempre in sottofondo a sostenere Adesso la vediamo, propria squadra. Bala, invio in avanti. adesso cerchiamo di capire magari come si schiereranno in campo i padroni di casa. Attenzione a Tiam, nel frattempo respinge Kocic. Cibin vede il movimento di Enrichello. Enrichello qui gli ruba a 2 metri in 2 secondi. Attenzione, Enrichello entra in area. Enrichello se la sposta sul destro. Enrichello sposta la palla. Enrichello dietro per Kocic. Sul sinistro Kocic allarga molto bene. Sulla sinistra per Polo. Polo al limite dell'area. Polo entra. Polo sul destro. Polo sul sinistro. Il tiro dentro. E quasi stavano sfiorando l'autogol i due difensori dell'Albignasico. Ottimo lo spunto di Polo, ma di tutta la clivense in questo frangente. Sì, ottima manovra offensiva. Poi non ho visto francamente se il portiere abbia deviato leggermente il pallone. Comunque forse due difensori. Sì, no, quelli sicuramente. Non ho capito se prima il portiere avesse toccato per metterli in difficoltà, ma quindi ottimo frangente da parte della clivense, ottima apertura di Kocic per Polo. Allora calcio d'angolo, pallone dentro, la battuta da parte di Polo che poi ritorna sul pallone. Il tiro direttamente in porta, respinge Bala, però si era alzata nel frattempo la bandierina per segnalare una posizione di fuorigioco di qualche giocatore della clivense, forse a disturbare lo stesso portiere di casa. Sì, qua non sono riusciti a rientrare in questa circostanza, quindi posizione di fuorigioco, ma l'occasione era veramente ghiotta. Ora Bala va in invio, recupera Polo. Baleato. Allora, visto che si sei classificato prima, no? Te nel primo tempo, a leggere i commenti lo faccio io, così perdiamo una mano a testa, ok? Allora, su YouTube si scrive Batman, nome un nome è una garanzia. Esatto. Che scrive formazione da riconfermare anche domenica prossima. In particolare gli è piaciuto Fabris, scrive ottimo Fabris. E poi ci sono vari commenti anche sulle avversarie della clivense. Nel frattempo qualcuno si era confuso sulla numerazione delle giornate. Come scrive Simone, non mancano 2 giornate purtroppo. Hanno deciso di numerare i turni settimanali in questo modo, ma il giorno di ritorno è ancora lungo. Esatto, adesso sì, non mi ricordo il numero usato delle partite al termine della stagione, però il campionato è ancora lungo, c'è tutto ancora più di metà girone di ritorno. Sì, sicuramente fa specie, insomma, vedere giornate che dovrebbero essere così là nel campionato a febbraio, insomma a inizi di febbraio, può causare sicuramente confusione. È stata una scelta appunto di semplicemente numerazione. Ottima palla nel frattempo recuperata da Cibin, sta cercando profondità Antenucci, anticipato. Allora il pallone arriva tra i piedi di Dallara, che scambia con Sisse, ancora Dallara. Sisse che capitano, no, della rappresentativa Under 19 regionale, che è stato richiamato anche per settimana prossima per l'amichevole contro la Primavera del Padova. Quindi
premiato nuovamente Sisè, che sta trovando molto spazio nella rappresentativa. Polo sgasa sulla fascia, Polo entra in area, Polo ancora il pallone tra i piedi, il pallone dentro che poi è stato smanasciato un attimo da Bala, poi è rimasto un po' nella terra di nessuno questo pallone, allontanato in out dalla difesa, è rimasto anche a terra un giocatore dell'Albignasico, crampi per lui, c'è il cambio proprio per l'Albignasico. Sì, Polo che qua anche in questa circostanza aveva creato il panico sulla fascia sinistra, poi è riuscito nuovamente a mettere il pallone in mezzo, qua ci hanno messo una pezza portiere e difensori, comunque sembra pericoloso quando la palla fra i piedi e parte. Sì, vediamo, c'è pronto un cambio per l'Albignasico, vediamo se sarà uscito il giocatore che adesso è a terra con i crampi, poi mi sembra che si sia alzato anche Venitucci, sarà lui il terzo cambio per mister Allegretti. Sicuramente questi tempi fermi non fanno bene ai giocatori, soprattutto con questa temperatura, con quest'aria che si è alzata, quindi... Eh sì, perché ai noi ci sarà ancora di più da recuperare. quello sì per noi. Sì, un po' per tutti. Per loro riprendere il gioco dopo aver preso una bella botta di freddo, insomma, essendo anche sudati, non è proprio il massimo. Ed eccolo qui il cambio, quindi aspettiamo un attimo la lavagna luminosa. Dovrebbe essere il 7. Sì. Esce quindi con il numero 7 Rossi. Ed è entrato, non ho visto il numero, appena... Mi pareva fosse il 15, ma non ne sono sicuro. Appena ci darà... Appena si gira ve lo potremo dire. E niente. Sembra anche a me il 15, Moracci, andiamo sulla fiducia. Andiamo sulla fiducia, in caso vi aggiorneremo in corso d'opera. Nel frattempo però c'è questa rimessa per la Clivense, pronto con le mani Polo. Arriva il fischio, fa riprendere il gioco. Dietro per Tobanelli. Centrale da Valeato. Torna da Tobanelli. Autore del secondo gol di giornata per la Clivense. Qui si destreggia con il pallone. Sì, qui intanto da sottolineare un'informazione sul pubblico, perché a quanto pare il freddo ha fatto la sua parte, tribuna più vuota rispetto al primo tempo. Eh sì, hanno detto, beh, visto che c'è la diretta su YouTube andiamo a casa a vedercela. O stiamo al bar, insomma, perché da qua vedo che è abbastanza popolato. E come dargli torto. Nel frattempo eccolo qui, il terzo cambio per il mister Allegretti, è pronto come dicevamo Dario Venitucci. Dovrebbe uscire Cibini al suo posto. Esattamente, con il numero 11 Cibini. Ottima partita, no, per Cibini, un ottimo lavoro anche non solo là in area di rigore avversaria, ma anche, no, spesso dicevamo, a venire incontro ai propri compagni e a ricevere il pallone per dopo far risalire i suoi, anche beccandosi qualche... Sì, assolutamente. Qualche oggi stecca, no? Procurandosi qualche fallo assolutamente, oggi ha fatto anche il lavoro sporco, diciamo, oltre all'ottimo assist per propiziare il primo gol. Diciamo, il lavoro un po' sporco, si è preso diversi interventi molto duri nei suoi confronti, però il suo l'ha fatto abbondantemente. Sì, diciamo che è stato ampiamente ricompensato e premiato. La rimessa ora con qui il fallo, è rimasto a terra Ceconello, qui deve stare attento Tobanelli che ha munito e appunto viste anche le due espulsioni, no, nei confronti dei giocatori dell'Albignasico, diciamo che bisogna rischiare di a sua volta, sì, non bisogna abbassare sicuramente la guardia, esatto, per rimanere in 10. Tanto qua si alza anche una folata di vento. Giusto, perché tanto non c'era freddo, abbastanza esatto. freddo. Giustamente. Spero che si percepisca da casa per far capire le condizioni. Pallone dentro, direttamente in porta. Il pallone viene anche fatto girare proprio dal vento e quindi finisce direttamente tra le braccia di Pavoni. Allora Sisè far iniziare i suoi, Baleato.
Tobanelli, che aveva chiamato palla qui Antenucci. Sì, erano partiti bene sia Antenucci che Richielli, erano scattati sul filo del fuorigioco. Kocic ritorna da Tobanelli. Infatti siamo alla mezz'ora di questo secondo tempo, quindi altro quarto d'ora. Più recupero. È pronto anche il prossimo cambio per Albignassi, lo vedete là dietro. Benitucci sulla destra, torna da Baleato. Tobanelli qui porta palla, è liberissimo, pallone a cercare Antenucci, qui peccato però non passa, allora può uscire Albignassi. Qui ha cercato qualcosa di troppo il giocatore numero 8, check, allora può ripartire Fabris dietro per Dallara. Centrale da Capitan Baleato. Sisse, Benitucci ne è entrato sulla destra per Dallara. Avanti Fabris che ne ha ancora. Sisse, Kocic può gestire qui la Clivense e Richiello. Qua ha cercato un'imbeccata per Polo, la palla comunque rimane tra i piedi del numero 10. Richiello dietro per Polo, ha dato Banelli, palla per Kocic, pallone a cercare molto bene qui Richiello, tutto regolare. Richiello però spara alla porta, braccato da due giocatori, la palla dentro e qui Antenucci di prima di destra non trova di poco lo specchio. Sì, probabilmente non se l'aspettava neanche lui, leggermente forse forte, lui leggermente arretrato, ma ha provato una bella conclusione, ostacolato anche dal difensore. Qui fantastica girata di Richiello che poi cerca di servire Antenucci. Non è andata, ma qui un'altra ottima occasione arrivata dalla sinistra. Sempre l'ottimo lavoro da parte di Richiello. Ora Bala, però prima c'è il cambio. Ceconello il giocatore a uscire. Una punta per una punta. Entrato con il numero 19. Bene, al vento mi permette di girare il foglio. Preknikai. E Ceconello diciamo che è stato quello che ha avuto non la palla migliore del match per la propria squadra, però non aveva fatto i conti con Super Pavoni che gli ha sbarrato la strada e ha tenuto la Clivense in avanti, poi ha permesso, no, questo dopo di conseguenza di portarsi avanti 2-0, quindi acquisisce ancora più valore quella parata da parte di Pavoni. Ed sì, è pronto anche il cambio, un altro cambio per la Clivense, è pronto a entrare con il 16 il Momudu a lasciargli il posto un ottimo Dallara. Anche qui il cambio probabilmente per il fattore del cartellino, per salvare insomma il suo vice capitano in questa circostanza. E anche da farlo riposare un po', perché appunto come dicevamo il prossimo appuntamento è imminente. Sì, ci torna già in campo domenica in trasferta contro l'Euro Cassola, partita alle 14:30 sotto un sole che spaccherà le pietre. Speriamo. Me lo auguro. Pallone scalamentato dentro, finisce però ampiamente fuori. Allora Pavoni. Sì, Pavoni controlla con lo sguardo, insomma, amministra questa conclusione. Un tiro cross, diciamo, che si è spento sul fondo. Allora Baleato, battere subito corto, va da Tobanelli, scambiano i tre centrali. Ora il nuovo neo centrale, ovvero Momudu. Baleato, pallone in avanti a cercare Richiello, si alza la bandierina. Sì. È partito, ha aspettato che Richiello arrivasse sul pallone, poi ha alzato la bandierina, insomma, per segnalare la posizione di offside. Forse ha aspettato perché stava andando anche Polo, quindi magari pensava che il giocatore della Clivense la lasciasse per Polo, che sarebbe stato invece in posizione regolare. Qui gioca subito Mbida a Tabala, poi centrale qui, pallone gestito da
Ceconello Manuel, perché appunto di Ceconello in campo sono due, ovvero il difensore Manuel e l'attaccante invece numero 9 di cui parlavamo prima, ovvero Mattia. Ed anche illuminarsi alla voglia luminosa panchina della Clivese, quindi ci sarà un'altra sostituzione e a lasciare il campo sarà Sissé. E qui abbiamo sentito, attenzione, qui Polo deve stare attento, qui Polo. Qui un accenno, no, di reazione, non deve eccedere, no, Polo, perché sì, qua un po' nervoso insomma la reazione da parte di Polo, non era necessario, insomma il fallo l'aveva subito e in questo momento non serve un ulteriore provvedimento disciplinare, sicuramente solo la frustrazione, nessuna cattiveria sì, né malizia nei suoi confronti, insomma, però comunque ha sentito naturalmente il colpo da dietro in sentito, ritardo, assolutamente, quindi un gesto sicuramente quello sì, assolutamente, comunque l'intervento in ritardo, sì, nettamente in ritardo, quindi non gli avrà fatto piacere, poi ecco deve appunto fermarsi lì, ecco, perché sarebbe un peccato poi appunto prendersi inutili cartellini per un giocatore fondamentale come lui in questa Clivense. Allora eccolo qui il cambio, esce Omar Sissé con il numero 8, vediamo, ed era in campo Rossato adesso con il 19. Tanto vediamo che Polo e Fabri sono invertite le fasce. E c'è qualche aggiustamento anche proprio tattico, perché vediamo Kocic che fa segno a Tobanelli 4, quindi si mette a 4 la Clivese, ovvero 4-4-2 con Fabris a sinistra, poi adesso vediamo appena si sistemano. Fabris fa dalla porta opposta, quindi i terzini saranno a destra Fabris, a sinistra Kocic, centrali difesa Tobanelli Maudou, poi i due play bassi Baleato Venitucci, esterno di destra Polo, esterno di sinistra Ricchiello, e poi le due punte Antenucci e neoentrato Rossato. Ricchiello nella sua nuova posizione, ora dietro da Polo, sì, da Tobanelli. Un momento di defiance. Il freddo porta anche a questo. Pallone precisissimo per Ricchiello. Prova a girarsi nuovamente. Fabris in supporto. C'è dietro Kocic che riceve ora il pallone, Baleato. Anch'io ho avuto un momento di mancamento qua, scambiando Kocic per Fabris. Tobanelli. Maudou, scambiano i due, tanto non c'è nessuna fretta, non c'è nessun tipo di pressing. Ci sarà anche un altro cambio per l'Albignasseco. Nel tempo Baleato, quindi qua sulla sinistra da Kocic. Baleato, mezzo per Venitucci, largo da Kocic. Ricchiello che ha ancora energie per correre, pallone dentro, attenzione qui balla per un attimo, si lascia sfuggire il pallone ma poi se ne rimpossessa subito. Tanto forse si fa male a una mano. Sì, forse nello slancio lì per cercare di prendere il pallone si è un po' allungato troppo, leggero tirone per lui, però riparte l'Albignasseco. Qui attenzione perché era venuto a terra un giocatore dell'Albignasseco su possibile fallo da parte di Venitucci, dato però il vantaggio, e allora ne approfitta per fare l'ultimo cambio Albignasseco, ovvero esce con il numero 8 Ceccle ed entra con il numero 13 Scarin. Sì, queste sono le circostanze, queste sono le situazioni nella quale la Clivese non deve mettersi, concedere ripartenze come queste. I giocatori che hanno di fronte sono anche giocatori veloci, quindi potrebbero insomma comportare ulteriori sanzioni disciplinari oppure a qualcosa di ben peggiore, quindi diciamo che
l'ultima cosa da fare in questo momento è concedere queste ripartenze, quindi l'hanno fatto fino adesso molto bene. E questa situazione era riuscito bene l'Albignasego a ripartire. Ti do una buona notizia, nel frattempo siamo arrivati al 40esimo, quindi 5 più recupero. Bisognerà vedere di quanto sarà il recupero. Non poco, credo. Tanti cambi. Qui Richiello riesce a recuperare il pallone. In mezzo a 3. Attenzione, qui non trova più la sfera, poi arriva anche Kocic da Ghiman forte da terra. E attenzione, in qualche modo l'Albignasego qui Fabris, intervento ai danni di Thiam. Rimane a terra il giocatore di casa, qui Fabris in uno scontro il giocatore. Pronto sulla battuta numero 18 Salvadori, l'ultimo entrato. Vediamo se è uno schema, no? Portare via l'uomo, compagno. Attenzione, la palla era arrivata qui. Tocco di braccio però. Sì, da parte di Imbida che si era aggiustato il pallone con il braccio. Allora Pavoni andrà lui. Ha rimesso che aveva subito. Tobanelli scambia con Mamoudou. Prima della fine della partita facciamo un altro passaggio, Luca, con i commenti, va bene, con YouTube, e andiamo a leggere cosa ci scrivono i tifosi. Qui Bala esce, non riesce però a tenere il pallone, allora calcio d'angolo per la Clivense. Siamo al 43esimo di questo secondo tempo fra Albignasego e Clivense. Clivense avanti 2-0 grazie alla rete di Richiello e Bonelli. Pallone dentro, pallone che sfila, arriva Mamoudou al limite del tiro, però fuori misura. Allora salutiamo Luca che si appresta poi a fare le immagini per l'uscita dal campo della squadra, quindi ti ringrazio per avermi supportato in cabina di commento. Grazie a te, speriamo che insomma la prossima partita ci sia una temperatura insomma un po' più mite, comunque almeno un box nel quale vederla, insomma, dove ci sia una temperatura accettabile, diciamo. Adesso vado a fare le immagini al campo, a godermi gli ultimi minuti di recupero dal terreno di gioco. Ciao a tutti, buona serata. Richiello dietro per Kocic, Tobanelli a destra per Venitucci. Qui Polo incisica un attimo sul pallone, allora batte la rimessa di casa. Fabris riesce a intervenire sul pallone, arriva anche Baleato qui, però perde per un attimo il controllo. Attenzione, la ripartenza di Salvadori, la parata qui a parte di Pavoni che respinge. La conclusione centrale da parte dell'attaccante dell'Albignasego, chiude la porta Pavoni. Ora calcio d'angolo della bandierina. Thiam prova a girarsi, però non aggancia. Prova a ripartire Rossato. Pallone va sulla destra. Bida rimase in posizione d'attacco. Bida va via un avversario. Bida chiude Tobanelli per un attimo. Kocic. Qui Rossato molto bene per Antenucci. Rientra Antenucci, porta palla. Qui stava cercando Richiello, il pallone
impreciso. Allora Fabris, aspettiamo ormai solo la segnalazione del recupero. Scatta ora il 45esimo. Mamoudou, e sono 5 minuti di recupero segnalati in qualche modo dalla Lavagna Luminosa. Rossato raccoglie questo pallone lasciato lì dalla difesa dell'Albignasego. Kocic rientra una doppia finta, però perde il controllo del pallone. Allora la chiusura di Baleato, Richello molto bene, girare Rossato in profondità, chiude Imbida, prova però a rincorrere Rossato, quel pallone si trascina fuori. Imbida, ottimo il lavoro da parte di Rossato di disturbo, si guadagna un prezioso calcio d'angolo per tenere la Clivense nei pressi della porta di Bala. Allora dalla bandierina andrà Benitucci. Va Benitucci dalla bandierina, pallone dentro, allontanato. Polo gestisce lui, Richello subito rispedire in avanti. Rossato ha visto dare Imbida, arriva ancora Richello, qui salta elegantemente l'avversario, però dietro da Benitucci, che ricomincia dietro per Kocic, dietro da Pavoni. Siamo quasi in 400 su YouTube. Seguire questa trasferta in terra padovana, una trasferta felice quest'oggi, con Tone Rossato che era partito però in posizione di fuorigioco, diciamo. Ormai mancano poco più di 2 minuti dei 5 di recupero. Possiamo ormai dire che la Clivense si porta a casa questi importantissimi 3 punti che le consentono di andare a quota 48 in campionato, quindi più 1 sull'Ambrosiana, più 2 sul Plateola, che però diciamo ha una partita si è già fermato, quindi ipoteticamente ecco, comunque il Plateola sarebbe avanti a Clivense, però naturalmente le partite sono ancora da giocare. E il Bassano che invece quota 45, quindi 3 punti importantissimi in casa Clivense che le permettono di mantenere la testa del girone che, come dimostrano i risultati dell'ultimo periodo, anche proprio di questo pomeriggio, ogni partita non è resa facile per merito di tutti gli avversari. Comunque anche come abbiamo visto, come dimostrano le partite del Bassano e dell'Ambrosiana, comunque non sono inclini a regalare punti, quindi la rendono ancora più agguerrita questa lotta per il primo posto del girone. Andiamo qui, è rimasto a terra un giocatore, allora ora può riprendere. Siamo ormai sul finire di questa settima di ritorno. Ricordiamo che ci ritroveremo domenica per partita tra Clivense e Eurocassola.
o meglio Eurocassola Clivense, perché sarà la seconda trasferta consecutiva. E finisce però la trasferta di oggi con l'arbitro che sancisce la fine tra Albignasego e Clivense, una Clivense che si porta a casa una preziosissima e meritatissima vittoria per 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Richiello e di Tobanelli proprio sul finire, grazie a quel calcio di punizione finito direttamente in porta. Poi nel secondo tempo una Clivense che ha amministrato il risultato, anche sicuramente aiutata dalle 2 espulsioni in casa Albignasego, che hanno permesso di Allegretti di legittimare questo doppio vantaggio importantissimo. Ringraziamo anche tutti i tifosi che sono arrivati e hanno seguito la squadra qui in quel di Padova, e ora la Clivense che va a salutare i propri tifosi, si prende gli applausi da parte del Northside. I Temerari, sfidando anche appunto le intemperie e il freddo, sono venuti qui a seguire la squadra. Sicuramente oggi saranno tutti più che soddisfatti della prestazione della Clivense. Quindi da Jacopo Segalotto è tutto, ringraziamo come sempre i ragazzi di Avelia per l'assistenza tecnica e noi ci diamo appuntamento a domenica. Ciao a tutti. Giochiamo domenica, no? L'Eurocassola. È la Eurocassola, tipo Vicenza. È una bella trasferta che mamma mia ragazzi. Porco zio che freddo. Sai qual è la difficoltà? A non tremare, Dio caro. Sì, perché che io a infatti tremare, ma